scuola media Ugo Foscolo di Soverato, diretta dal maestro Gaetano Bongazzone, che ha eseguito magistralmente YMCA dei Village People e che ci accompagnerà in questa festosa mattinata. E un grazie speciale all'amica e socia Pina Tropea, che si è stata moltissimo per la buona riuscita di questo progetto. L'ha seguito passo passo con entusiasmo, competenza e grande professionalità, curando i particolari e motivando con parole profonde e ricche di poesia la scelta dei lavori da premiare. Grazie all'amica Marisa Gigliotti che ha condiviso con me fino a questa iniziativa. Si è adoperata nelle relazioni con le scuole e nella classificazione di foto e video, contribuendo efficacemente alla realizzazione del progetto. Un grazie di cuore all'amica Marisa Puccione che ha realizzato per la locandina l'immagine della nostra terra, lussureggiante e verdeggiante. Se mandi la puoi mettere la locandina, ma nello stesso tempo arida e spoglia, sostenuta dalla mano dell'uomo che ci auguriamo diventi sempre più attento e responsabile verso la nostra madre terra. Un saluto anche a Maria Luisa Corapi, anche se da lontano, per il suo contributo professionale nella valutazione dei lavori. Maria Grazia Riveruzzi, che ci segue da lontano, le socie BDS e la nostra presidente Maria Procopio. Ringrazio giornalisti tenuti della Biblioteca delle Donne di Soverato. Devo ringraziare veramente di cuore tanto il gruppo veramente della biblioteca che lei coordinato e che lei anche nei cui componenti ha anche nominato, che sicuramente ringraziamo le scuole che hanno voluto aderire a questo nostro progetto e ringraziamo il gruppo musicale, il maestro Bongazzone, tutte le altre docenti e docenti di musica, le ragazze, le ballerine che poi dopo si esibiranno, diciamo, e tutte le risorse che si sono mosse in maniera sinergica per realizzare questa iniziativa. Io mi voglio ricollegare alle parole importanti che ha detto il sindaco, perché credo che abbia centrato proprio il cuore delle nostre finalità per cui promuoviamo da 4 anni questa iniziativa che chiamiamo della Madre Terra. Allora, perché noi con le nostre attività ci inseriamo e vogliamo dare il nostro contributo al percorso educativo e formativo che le scuole portano avanti, perché l'unica possibilità di cambiamento, l'unica possibilità di miglioramento può essere acquisita soltanto nel lavoro che viene fatto nel confronto con le giovani generazioni. Questo è il motivo per cui noi la gran parte, diciamo, delle nostre attività le svolgiamo e le rivolgiamo alle scuole. Il discorso ambientale ci è stato e continua ad esserci molto a cuore per tutte le ragioni che conosciamo e che non sto lì a ripetere e che sicuramente racconteranno i ragazzi e le ragazze attraverso i video che hanno prodotto. Abbiamo voluto quest'anno proporre questo discorso di anche un concorso fotografico di video proprio per rivolgere lo sguardo e l'attenzione e non solo le parole al mondo che ci circonda, il mondo vicino, il mondo lontano, perché questa nostra terra, che chiamiamo appunto madre terra perché è la vita, è la fonte della vita, ha bisogno di cura, ha bisogno di amore, di tutela e di rispetto, e tutti insieme diciamo che dobbiamo continuare a promuoverla, perché come diceva il sindaco è il contributo soprattutto che viene da parte di osservazioni che ci porteranno i ragazzi e le ragazze che hanno lavorato, che è proprio che noi dobbiamo accogliere e guardare con grande interesse, perché il punto di vista di chi si affaccia al mondo, si affaccia, come dire, con uno sguardo sul futuro e che attraverso i prodotti e le foto che ci presenteranno ci raccontano del mondo che vorrebbero avere, del mondo che sperano di avere e di quello che sperano che non si verifichi e che non contribuisca a danneggiarlo. Quindi io dico che questo è lo spirito con cui dobbiamo accogliere e magari continuare a portare avanti come risultato e come ulteriori obiettivi di questo lavoro. Quindi io
ringrazio veramente profondamente di essere qui, di contributi che avete voluto dare e di cammino che spero come biblioteca, come realtà e sinergie del territorio, scuole e associazioni come Gensini e appunto l'amministrazione comunale possiamo continuare a portare avanti proprio per amare e proteggere questa nostra terra. Grazie. Il sindaco Daniele Vacca, che saluto e che ringrazio per la sua presenza e per l'attenzione che sempre ha verso le iniziative della Biblioteca del Giovane e che invito a salire sul palco. Attraverso questa iniziativa si parla di terra, ma terra compresa e terra di mare. Quindi arriviamo attraverso un percorso, come diceva prima Ausilio Siciliano, con le scuole. Le scuole per noi sono, componente fondamentale della nostra comunità, perché le scuole sono i protagonisti del presente, ma saranno i protagonisti del futuro, quindi attraverso di loro dobbiamo costruire una comunità migliore e un paesaggio migliore. Oggi si parla di terra, quindi di rispetto della terra, quindi attraverso la sensibilizzazione delle scuole è quello proprio di rispettare l'ambiente, che è un principio fondamentale, perché lasciare un ambiente inquinato incide poi sul futuro e sulla crescita della città. L'amministrazione comunale, pur alcune volte essendo tacciata di non rispetto dell'ambiente, ha delle iniziative molto importanti in corso, non per ultimo quella della bandiera blu, che la bandiera blu è il rispetto proprio della qualità delle acque e dell'ambiente. Ovviamente la città di Soverato è una città che ha una presenza importante sul verde. Pensate che c'è un rapporto di 25 metri quadrati ad abitante, quindi è una città che vive nel verde, attraverso anche, prendendo atto del boom edilizio che c'è stato negli anni 80, con forse una trasformazione urbanistica scellerata, che gli spazi dedicati al verde nella città sono presenti. Quindi è un lavoro che dobbiamo fare insieme, è un lavoro, quindi mi complimento con la Biblioteca delle Donne, con la Presidente Procopio, è un lavoro che bisogna fare insieme ai ragazzi. Quindi di questo vi ringrazio e vi ringrazio anche che attraverso questo progetto, ringrazio la professoressa Siciliano, attraverso questo progetto arrivano delle idee anche per la città, quindi questo vi dà merito e penso che bisogna continuare su questa scia, perché le proposte che arrivano dai ragazzi sono delle proposte limpide, che non sono influenzate da alcuni pensieri, quindi questo è un lavoro che vale doppio ed è un lavoro che l'amministrazione e la città prende come esempio, e quindi vi invito a continuare su questa strada. Grazie. Gentilissimo signor Sindaco, Soverato è conosciuto come la perla del Marione, è una destinazione turistica imperdibile, famosa per le sue spiagge di sabbia bianca, il mare cristallino e l'atmosfera vivace. Soverato è la cittadina che noi vediamo quotidianamente, alcuni vengono alla residenza, altri che provengono dai paesi vicini e continuano a scuola. Questo ci ha permesso di entrare in contatto quotidianamente con la sua bellezza, anche di essere consapevoli che tale bellezza non sia a risalto. In un processo di valorizzazione mosso dall'equilibrio tra tutela del territorio e del paesaggio e opera dell'uomo. Gli interventi devono essere ispirati dal principio della sostenibilità ambientale, adottando pratiche sostenibili per preservare e proteggere l'ambiente naturale e liberato, inclusi progetti di riforestazione, gestione del lago e promozione dell'energia rinnovabile. Certamente viviamo in un ambiente urbanizzato, ma c'è un resto delle aree verdi. Tra le nostre risorse più belle c'è indubbiamente il mare, ma il blu del mare risalterebbe ancora di più se ci fossero zone con maggiore verde, mentre il lungomare sarebbe ancora più bello se si creasse del calore. Inoltre si potrebbe procedere alla mappatura di quegli spazi identificati dalla scelta dell'incuria e dare essi nuova vita, piantando alberi e piante. Innanzitutto si dovrebbe puntare al coinvolgimento responsabile della comunità,
Trovare quindi una modalità interattiva che porti il cittadino a sentirsi parte del processo decisionale e nella programmazione di progetti di sviluppo, in modo da avere la risposta alle iniziative alle esigenze e alle ispirazioni della popolazione locale. Una proposta potrebbe essere la creazione di giardini condivisi, che sarebbero un punto di incontro gestiti direttamente dai cittadini. Potremmo essere coinvolti anche noi studentesse e studenti delle scuole di Soverato, dedicando delle giornate apposite durante l'anno scolastico per adottare delle aree di cui avremo la gestione e prendendocene cura ci sentiremo più responsabili dell'ambiente in cui viviamo. Si dovrebbe avere maggiore cura della pineta, luogo che con piccola accortezza potrebbe essere destinato a fare attività in armonia con la natura, ma pensiamo anche al giardino Eugenico Santicelli, verso cui ci dovremmo impegnare a preservare la bellezza naturalistica. Basterebbe un programma di manutenzione, allestimento di percorsi didattici, qualche panchina, in armonia con il luogo del paesaggio. Patrimonio in termini economici significa ricchezza. Noi possediamo un grande patrimonio che è il luogo in cui viviamo e studiamo. Esso è la ricchezza di tutti, quindi ognuno di noi ha il diritto di vivere nel miglior modo possibile, ma anche il dovere di costruire e di preservarlo. Firmato Allora, noi alla classe consegniamo la menzione speciale, quindi menzione speciale alla classe quarta B AFM ITE Calabretta, perché? Perché per i pensieri, riflessioni motivate e proposte per rendere la città di Soverato maggiormente vivibile e più attenta al benessere ambientale. Complimenti. Allora, che cosa proponi? Dai, prego, spiega. Questo è un modello di città ecosostenibile del futuro che abbiamo ideato e progettato noi ragazzi della prima A. E allora, cosa pensate di fare? Allora, questo che cos'è? Un pannello solare. Un pannello solare, poi? Ci sono tetti verdi. Sì. Allora, poi che cosa? Quindi tetti verdi, le bici, no? Sì, per muoverci più con biciclette e paleoliche. Paleoliche, vabbè. E tanto verde, va bene? Quindi voi è questa la città che immaginate in un futuro. Ok, bene. Quest'anno è in una nuova versione, no? Un concorso video fotografico. Gli anni precedenti era un concorso di poesie. E quest'anno quindi ha ricevuto il contributo di più di 100 lavori tra foto e video, e ciò denota grande sensibilità da parte delle nuove generazioni verso un tema che riguarda tutto e tutti, la salvaguardia del nostro pianeta. Un omaggio alla nostra madre terra, nostra madre, così la chiamava San Francesco d'Assisi nel suo Cantico delle Creature. Sora nostra madre terra, la quale ci sostenta e ci governa e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. Ma anche Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si definisce la terra nostra madre, una madre che geme per i danni e l'ingiustizia subita e che reclama un cambio di rotta, una conversione ecologica affinché venga fatta fruttificare e non più sfruttata, maltrattata e saccheggiata. La terra, dice Papa Francesco, è la nostra casa comune che ci accoglie e ci sostiene e noi ne dobbiamo essere i custodi. La terra e i suoi ecosistemi sono quindi la dimora dell'umanità e di tutti gli esseri viventi che ne fanno parte nella medesima misura, senza relazioni di potere. La terra non è soltanto l'ambiente in cui viviamo, è sotto di noi, intorno a noi e dentro di noi. Noi siamo la terra, l'acqua che beviamo, l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo. Ogni cosa intorno a noi proviene dalla terra. La terra è viva e noi ne siamo una manifestazione vivente. Non è una materia inerte. Come potrebbe altrimenti dare alla luce così tante creature? Come una madre ci conduce alla vita e ci accoglie quando torniamo da lei.
Se comprendiamo la nostra profonda relazione con la terra, se riusciamo a radicare noi stessi e ad essere una sola cosa con lei, allora ci verrà naturale prendercene cura, proteggerla, amarla, così come facciamo con nostra madre. La donna, per la sua capacità di dare la vita e preservarla, di creare la vita dall'interno per poi portarla al mondo, così come fa un seme sottoterra che cresce con fiori bellissimi, ha una relazione profonda con la terra. Il suo corpo le insegna a comprendere ed accompagnare i processi della natura. Noi donne BDS, consapevoli dell'importanza della nostra madre terra e dell'interconnessione della vita umana con ogni singola pianta e animale, riteniamo possibile un nuovo modo di vivere armonico ed equilibrato, una società ecocentrica in cui tutti gli esseri viventi interagiscono allo stesso modo e sono trattati come parti di un unico corpo, la madre terra. Ed è in quest'ottica che abbiamo proposto anche quest'anno questo progetto per sensibilizzare studentesse e studenti al rispetto della natura e stimolare in loro il senso di appartenenza a madre terra. Li abbiamo invitati a cogliere con lo sguardo e la parola la bellezza della nostra terra, ma anche le sue criticità, con un'attenzione particolare al verde urbano, alla luce della legge regionale di Ferdinando Laghi, che pone la Calabria all'avanguardia in questo ambito nel panorama nazionale. Ma le abbiamo anche invitati di proporre soluzioni a breve o a medio termine. Le risposte di studentesse e studenti sono state tante, significative e pertinenti al tema proposto. Come dicevo inizialmente, sono arrivati più di 100 lavori tra foto e video. La commissione di valutazione, formata dalla sottoscritta, da Pina Tropea, Marisa Gigliotti, Marisa Guiccione, Maria Luisa Corapi, ha particolarmente apprezzato i lavori presentati e si complimenta per l'entusiasmo e la dedizione con cui ragazze e ragazzi, attentamente indirizzati dalle docenti, hanno partecipato al concorso.
ragazze, veramente bravissime. Grazie per questo momento di spettacolo bellissimo. Abbiamo detto prima che sono arrivate 110 foto. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo diviso queste foto in 3 gruppi di 33 ogni gruppo, foto e video. Ai primi 3 classificati, quindi al primo classificato verrà dato un assegno di 100 euro da spendere in libri nelle biblioteche di Soverato, non ci resta che leggere e Mondadori. E poi daremo anche un attestato di premiazione e una pergamena con la motivazione perché la giuria ha scelto di dare il primo premio. E ci sarà anche il DVD realizzato dal Blitz Time che contiene tutte le foto e i video che hanno partecipato. Al secondo classificato un assegno di 75 euro, al terzo classificato uno di 50, va bene? Anche chi avrà la menzione speciale, cioè chi le foto e i video selezionati avranno un attestato di menzione speciale e anche il DVD. Sono stati i criteri seguiti nella scelta. Allora, messaggio educativo veicolato, immediatezza comunicativa, originalità del soggetto rappresentato e qualità tecnico-fotografica. Allora,
draw that line, and I'm sure it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath, 'cause you may not believe that baby, I believe. When you said goodbye, my whole world sighed. Yeah, it's a beautiful day. I can't stop myself from smiling. If we're drinking, then I'm fine. And I know there's no denying. It's a beautiful day. Sun is up and music's playing. And even if it started raining, you will hear this boy complaining. 'Cause I'm right, that's all the world can got away. It's a beautiful day. My turn to fly, girls get in line. I'm using up my playlist, flying like a fool, 'cause now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. You think I believe, that maybe I believe, but that's fine. Inside, if words too bright, I don't wanna say so long. Yeah, I just wanna say goodbye. 'Cause it's a beautiful day. I can't stop myself from smiling. If we're drinking, then I'm fine. 'Cause I know there's no denying it, baby. It's a beautiful day. The sun is up and music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining. And I'm glad that you're the one who's gone away. If you everything, I'll take my time with thinking about our breaking. Then you got another thing coming your way. It's a beautiful but those are the things that every time you go away, I say, you know I'm always gonna say, it's a beautiful day. Sun is shining. All my time is fine. 'Cause it's a beautiful day. Le lingue del fiumare che ci accolgono e salutano.
ci hanno accompagnati splendidamente, magistralmente in questa mattinata. Allora, il maestro Gaetano Monbravo. Alla maestra Maria Caterina Pungi. E non per ultima, per affetto, alla maestra Angela Zangari.
Sofia De Matteis, dottoressa in geografia e processi territoriali, cofondatrice di Avamposto Agricolo Autonomo, un'azienda agricola e asineria etologica. Ci dirà lei in cosa consiste e il motivo che l'ha spinta a lasciare il dottorato di ricerca all'Università di Bologna e venire a vivere con il compagno Raffaele a Santa Caterina. Lui è del posto, lei è di Trapani. Prego. Ciao a tutte e a tutti, grazie alla professoressa Siciliano per avermi invitato e a tutta la Biblioteca delle Donne per questo bellissimo evento. Allora, livello di energia dal pubblico, così o così? No, bisogna fare con l'applauso, livello di energia dal pubblico, dai, siamo... Forza, che ce l'abbiamo quasi fatta a scoprire questi vincitori. Allora, io parlerò pochissimo, soltanto per raccontarvi pochissime cose e poi perché ho questo ingrato compito un po' di tirare le somme, brevemente. Allora, io, vabbè, vedete pure, sono vestita come l'orchestra, perché in realtà da pochi anni non sono più a scuola come voi, quindi voglio parlare proprio molto semplicemente. Allora, questa mattina sono state usate tante parole, no? Da voi prima di tutto. È stata usata la parola ecologia, ma io adesso voglio farvi una domanda, visto che il livello di energia voi siete resistenti. Ecologia, ma cosa significa? Suggerimenti? Dimmi, essere? Niente, rinunci. No, non vale se cercate su internet, Allora, ecologia spesso è una parola che è abbinata a raccolta differenziata, no? Il decoro urbano, l'erbetta, il giardinaggio, ma in realtà ecologia quasi. Ecologia significa che in un ambiente tutti gli elementi sono in sistema fra loro. Questo significa ecologia, non significa altre cose. È un concetto profondissimo. E l'ecofemminismo, perché oggi qui siamo con la Biblioteca delle Donne? Perché il femminismo ci ricorda continuamente che le lotte sui territori sono come gli elementi in sistema dell'ambiente, no? Sono tutte connesse. Ok? Stiamo parlando di cose concretissime che riguardano la vita di noi tutti. Le lotte che fanno le società, che si fanno nei territori, si potenziano tutte a vicenda. Che significa? Significa che se un'azione che compiamo, un'impresa, un'azienda che apriamo è ecologica, significa che questa azienda si deve occupare del diritto all'abitare, che non è separato dalla questione climatica, dalla questione migratoria, dal diritto di essere accolti quando si è in un posto, no? Anche se si viene da molto lontano, dal diritto anche di studiare nel proprio paesino. Quanti di voi vengono non da Soverato ma da paesi vicini? Alzate le mani alte. Ok. Sono paesi dell'entroterra, per esempio, non so, qualcuno viene dalla Ionica, da Badolato, da Santa Caterina, da Petrizzi, ok. Quindi tantissimi di voi vengono da paesi, ok? Non sono di qua. La questione ecologica significa che voi tutte le mattine dovete avere il diritto di poter andare a scuola dove volete perché siete collegati e perché le zone vostre dove abitate non sono luoghi emarginati, non sono luoghi da visitare soltanto perché sono cartoline carine con i boschi, con le montagne e con le colline. Questione ecologica significa che tutte le mattine voi dovete avere la possibilità di spostarvi, di studiare anche dove vi trovate e non fare chilometri e chilometri. Questo significa quando pensiamo all'ecologia, ok? Dovete essere attentissimi su queste questioni che vi riguardano. Abitare e questione ambientale sono strettamente connesse, ok? E il femminismo appunto ci insegna ad accorgerci delle dominazioni, dello sfruttamento che vivono i nostri corpi, perché anche i nostri corpi sono territori, ok? Per esempio, il corpo delle donne per tantissimi secoli e ancora oggi è stato considerato un territorio di conquista, proprio come alcune zone del mondo. Cioè la terra non è soltanto un posto da cui estrarre risorse, e la stessa cosa vale per il paesaggio non è continuamente qualcosa da sfruttare. Voi l'avete detto molto bene oggi, io sono rimasta colpita
da tante cose, soprattutto da un Christian, me lo sono segnata, un Christian che ha detto che tutte le mattine lui guarda gli ulivi che crescono insieme a lui. E qui, questo ragazzino, è lì. Questo è un applauso a Christian. Cristian, questa è un'immagine potentissima. Tu hai descritto proprio questo, il fatto che noi non siamo soli nel nostro paesaggio, nel nostro contesto, ok? Ci sono altre cose che crescono tutti i giorni insieme a noi e che rendono quel posto ciò che è, che lo caratterizzano. L'ultima cosa vi dico prima di lasciarvi alla premiazione, alle cose belle. Quando allarghiamo il campo così e diciamo la terra è il luogo dove tutti noi abitiamo, è la casa comune, rischiamo di allargare un po' troppo il campo. Io vi invito ad essere attenti, come siete stati in questi giorni in cui avete partecipato a questo concorso, perché non dovete mai perdere il focus. Io mi arrabbio tantissimo quando sento dire che la nuova generazione che ancora frequenta scuola è una generazione disattenta, questi ragazzi non hanno voglia di fare niente, non sanno più comunicare. Questa è una cosa che ogni generazione ha detto alla generazione dopo di lei. Non è vero, ribellatevi quando lo sentite dire. Il fatto che comunicate in un modo diverso, magari dalla professoressa Siciliano, dalla professoressa Procopio, non significa che voi non sapete comunicare o non state attenti alle cose. Quindi questa cosa, complimenti, fatevi un applauso a tutti quanti voi da soli. Allora dovete continuare ad essere così attenti e ragionare glocale. Qualcuno ha mai sentito questa parola? Glocale, ragionare glocale. Ha a che fare con la mente. Glocale significa pensare alle cose globali che riguardano le cose che succedono in tutti i posti del mondo, no? Io sono sicura che tantissimi di voi stanno facendo attenzione a cosa succede in Palestina, a cosa sta succedendo in Ucraina, no? Quindi voi pensate globalmente, perché non è che siccome abitiamo a Pedrizia, a Santa Caterina e Badolato non ci interessiamo di quello che succede nel resto del mondo, no? Però quando agite e pensate globale dovete anche agire localmente. Quindi c'è stata Alessia all'inizio che ha letto una bellissima lettera, no? Al sindaco di Soverato. E c'è stato anche qualcuno che ha esposto questo plastico fatto tutti insieme. Secondo me avete fatto benissimo, siete stati bravissimi e avete in qualche modo agito localmente, cioè vi siete preoccupati di cose molto vicine a voi per non perdere il focus, quindi avete riflettuto sui processi che attraversano la cittadina in cui andate a scuola, e questo è molto importante perché solo se facciamo così, se ragioniamo globale, cioè pensando sempre che siamo in un contesto più vasto ma che le nostre azioni devono avere un impatto vicino a noi, possiamo stare attenti per esempio a cosa succede sulla duna. Cos'è una spiaggia pulita? Che significa? È facile, che significa pulito? Una spiaggia paradisiaca. Quindi noi quando pensiamo alla spiaggia pulita, no? Questa è una conversazione che ho spesso con le signore più grandi a Santa Caterina. La spiaggia pulita, ragazzi, fate attenzione, voi che andate a scuola a Soverato, non è la spiaggia di Miami Beach tutta liscia, bella bianca, senza un rametto, senza una pietrina e con una fila di palme. La spiaggia pulita significa che l'ecosistema dunale della duna marina è preservato. Quindi significa che prima di arrivare alla spiaggia e alla riva, dove poi ci sono cavallucci marini, stelle marine e pesciolini, ci sono delle fasi, e sono fasi dove c'è la flora della duna, ok? Quindi anche in questo, attenzione alle immagini che suggeriamo o a quelle anche che ci propongono, no? Una spiaggia pulita è una spiaggia preservata e significa che il fratino, che è un uccello in via d'estinzione, il corriere, che è un altro uccellino, possono deporre le loro uova sulla spiaggia a Soverato, a Santa Caterina, a Sant'Andrea, perché trovano legnetti, trovano piante in cui fare il nido, e non abbiamo semplicemente spianato tutto con le ruspe perché così non ci facciamo male ai piedi quando raggiungiamo il bagno, ok? Stessa cosa, energia pulita. Che significa?
Che significa energia pulita? Qui abbiamo rappresentato da alcune pale. Ok, l'energia pulita vuol dire un'energia che non spreca risorse, ok? Quindi significa che, per esempio, quando ci dicono che fiorirà un fantastico parco eolico che si andrà ad aggiungere ad altri parchi eolici, innanzitutto i parchi eolici non sono parchi, impariamo anche a usare bene le parole, sono impianti industriali, ok? Se l'eolico comincia a diventare tanto impattante, io vi consiglio di farvi una bella passeggiata nelle zone di Maida, no? Quando si va all'aeroporto. Noi dobbiamo pensare che tutta quell'energia dove va? Serve a noi? Serve a noi che abitiamo in Calabria? Oppure noi ne siamo una piccolissima parte? Probabilmente le comunità su cui fiorisce su cui nasce quell'energia eolica hanno pochissimi benefici e i benefici li traggono altri? Dobbiamo farci tutte queste domande. Io oggi non vi do le risposte, vi sto soltanto chiedendo a domandarvi su cosa succede quando compiamo qualsiasi azione nella nostra regione, in Calabria, ok? Perché per fare tantissime pale bisogna disboscare delle volte delle zone, bisogna cementificare molto in profondità, il suolo viene danneggiato, quelle pale devono essere trasportate, tutto ciò che facciamo ha un impatto. E vorrei chiudere soltanto con una riflessione. C'è stata un'altra di voi, una Benedetta, che ha messo una foto sul lago Acero. Non so se ci sei, Benedetta. Allora, dal lago Acero passa uno dei cammini che la rivista Times ha definito uno dei 50 cammini più belli al mondo. Sul lago Acero, qui, alle montagne di San Vito. E allora voi dovete sapere che vicino a quel lago, per esempio, c'è un grandissimo progetto di impianto eolico, e quindi io vi invito a riflettere su se l'economia che volete avere voi quando lavorerete dopo che finirete la scuola qui in Calabria è un'economia che vorrete davvero ecosostenibile, o se stiamo lasciando decidere a quelli più grandi oggi di cosa dovremo vivere noi in Calabria, perché io e il mio compagno adesso abbiamo l'opportunità di essere in un territorio incontaminato, abbiamo un branco di 8 asini, portiamo le persone tutti i giorni a camminare sulle nostre colline a Santa Caterina e a giocare con i bambini, e l'abbiamo potuto fare perché abbiamo trovato un certo ambiente. E allora domandatevi voi, quando finirò di andare a scuola, io che tipo di ambiente mi troverò? Potrò lavorare o sarò costretto ad andarmene perché tutte le mie risorse sono state usate da altri? Con questa domanda dovete andare a casa. E vi saluto, viva il premio perché vinco il migliore. Grazie alla Biblioteca delle Donne e complimenti. Antonio Marulla. Giorgia Moncano. Domenico Voci. Eva Iovine. Krauz Alma. Allora, Matilde Lanzo, Mattia Viscomi, Siale Muccari, Anna Gualtieri, Lorenzo Lazzaro, allora, Matteo Grande, Giulia Mosca, Emanuele Conati, la classe prima B AFM. Adesso vedremo i vincitori. Francesco Greco.
professoressa Loredana Gargiullo a salire sul palco. E la professoressa Alessia Mancini. Allora, questo è tutto la motivazione del primo premio. Allora, è un video che emoziona. Racconta la storia del complicato rapporto tra noi e la nostra madre terra. Ha come protagonisti un piccolo volatile che rappresenta la terra e l'uomo, di cui nel video compare solo la mano. È un video di una dolcezza unica che esprime tutta la potenza e tutta la solennità, come l'ha voluto scolpire l'artista nel manifesto di questo nostro concorso. Problematica perfettamente centrata ed ottimamente rappresentata, merita in assoluto il premio. Questo è l'attestato della scuola all'ITT Malafarina per la passione e la competenza con cui vengono educate le nuove generazioni al rispetto e all'amore per la nostra madre terra. Allora, poi alla prof Loredana ha seguito attentamente il tutto e quindi l'attestato di merito alla scuola media Ugo Foscolo di Soverato per la passione e la competenza con cui vengono all'IS Guarasci Calabretta per la passione e la competenza con cui vengono educate. Allora, è una fotografia francamente angosciante. Sarebbe la foto dei ragazzi che guardano il cellulare mentre alle spalle c'è la guerra, quindi l'indifferenza. Quindi è una fotografia francamente angosciante, ma altrettanto realistica e concreta. Molto coerente e pertinente alle richieste tematiche del concorso. La foto sintetizza pienamente la realtà di oggi. L'autrice della foto ne affronta i problemi con un'analisi molto complessa e con un punto di vista molto originale che consegna all'uomo la piena responsabilità dei mali che affliggono il mondo. La commissione di valutazione delle prove fotografiche presentate condivide tutte le considerazioni e le riflessioni espresse nel testo che accompagna la foto e le fa proprie. Sottolinea in particolare l'appello rivolto ai giovani a riappropriarsi della propria vita smarrita nella realtà virtuale e a viverla nella concretezza della propria esperienza esistenziale. L'immagine offre un potente contrasto tra la realtà virtuale delle vite digitali di noi giovani e la crudele realtà della guerra e della distruzione che ci circonda. Suggerisce una generazione divisa tra la distrazione tecnologica e la brutalità del mondo reale, evidenziando la mancanza di consapevolezza e la disconnessione emotiva e sociale che spesso caratterizza la società contemporanea. Questa immagine cattura l'immensa distanza tra la tranquilla normalità delle vite quotidiane di noi ragazzi, simboleggiate dai nostri telefoni cellulari, e l'orrore della guerra che infuria nel mondo, rappresentata dallo sfondo di distruzione e conflitto. Mette in evidenza la drammatica disparità tra il privilegio della connessione e della distrazione digitale e la tragica realtà della violenza e della sofferenza umana, con un impatto devastante sulla nostra amata terra. L'immagine del missile ipersonico sulla destra fa intuire che il prossimo obiettivo potrebbe essere la nostra indifferenza e il nostro silenzio assenso. Il progresso della tecnologia ci sta allontanando dalla natura, offrendoci una realtà alternativa e comoda, soprattutto a noi giovani, ma la verità su ciò che siamo e su ciò che potrebbe essere il giusto comportamento nei confronti della nostra amata terra si smarrisce in mille distrazioni. Alziamo la testa, osserviamo il mondo nelle sue verità e riacquistiamo la coscienza della realtà e il senso critico. La donna può essere il simbolo di questo necessario risveglio e con la sua sensibilità e con la sua delicatezza arrivare al cuore dell'uomo.
Il contrasto tra ciò che ci distrae e ciò che accade serve a far comprendere che noi siamo parte del tutto e che il male che facciamo alla madre terra ricadrà prima o poi su tutti gli esseri umani, fautori e vittime del male. Coinvolgere i miei compagni in questa idea di parallelismo di realtà ha significato per tutti un'opportunità di riflessione sull'impatto del nostro fare, ma anche del nostro non fare sull'ambiente e le concrete conseguenze e i danni irreversibili che infliggiamo alla nostra terra, quella prossima a noi e quella solo apparentemente lontana. La pigra indifferenza non risveglia le coscienze e non smuove l'opinione pubblica. Alziamo la testa e ricordiamoci della verità. Liquido, semplice, incisivo e diretto, il video racconta il bello e il brutto del rapporto uomo ed ambiente naturale. Ci segnala col suo messaggio di come sia evidente questa contrapposizione e ci stimola ad una presa di coscienza e una scelta di campo ponderata con cui chiamare in causa la nostra responsabilità individuale sulla salute di nostra madre terra e con cui interrogare la nostra coscienza sul nostro modo di relazionarci con il mondo in cui viviamo. Allora, è successo per caso una mattina, mentre io e il mio compagno stavamo passeggiando sul lungomare di Davoli Marina e ci trovavamo alla fine nella pineta di fronte ad un lido, quando abbiamo sentito appunto un signore che stava facendo qualcosa e urlava cercando di farlo. Quindi ci siamo avvicinati a controllare e abbiamo visto che stava cercando di liberare quest'uva da una rete di plastica. Visto che ci ha colpito molto il suo gesto, abbiamo deciso di filmarlo. Abbiamo deciso di filmarlo soprattutto perché abbiamo visto questo esemplare meraviglioso e perché era un gesto molto bello nei confronti della madre terra, appunto. E quando poi la professoressa ci ha parlato di questo progetto abbiamo deciso di partecipare proprio con questo video. Quando l'ho visto mi sono emozionata, tutta la commissione, perché è veramente bello. Grazie alla prof, vuoi dire due parole, prof? Volevo ringraziare la Biblioteca delle Donne e in particolare Ausilia che oltre ad essere una collega è stata di grande supporto, mi ha coinvolto in questa esperienza che ho reputato veramente interessante, per cui sono contentissima per i ragazzi che hanno davvero dato tutto e grazie ancora. Alessia. No, anche io voglio ringraziare dell'opportunità che la Biblioteca delle Donne dà alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi per prendere parte a queste manifestazioni che sono importantissime e rendono loro i protagonisti. Grazie. Per noi è il secondo anno che partecipiamo, no? Poi essendo qua colleghi pure con Ausilia, quindi è molto sentito il rapporto con la Biblioteca delle Donne e con questo progetto. Per cui siamo stati contenti, nonostante le difficoltà l'abbiamo portato, ce l'abbiamo fatto. Questo è lo spirito, no? Per il terzo premio 2 sono le motivazioni, una di Pina Tropea, l'altro di Mena, puoi incominciare. Allora, secondo premio di Gaia Scumaci, Pina Tropea, prego. E per il primo premio sono state sempre 2, il video ha colpito così tanto che 2 sono state le recensioni. Grazie, al prossimo anno!